Il verde dei piccoli studenti della scuola Querini di via Catalani a Mestre ancora al centro di discussioni e trattative. Dopo i numerosi alterchi e le tante proteste tra cittadini, comitati e la giunta comunale, ora scende in campo, in trattativa diciamo così, l'assessore di reparto Francesca Zaccariotto, che apre a un nuovo incontro. E quindi io mi auguro che si possa trovare un punto di condivisione, perché quando un'amministrazione investe, per carità, può anche non soddisfare le esigenze di tutti, ma lo fa con l'obiettivo principale di fare una cosa fatta bene nell'interesse dei cittadini. Parole con cui potrebbe esserci anche un dietrofront, seppur parziale, da parte di Cafarsetti. Soltanto il tempo lo dirà. Vero è che il giardino, che sembrava avere i giorni contati, è sorvegliato speciale da parte dei residenti. Il perché è cosa nota. L'hanno ribadito all'unisono: non ci sarà alcun asilo nell'area verde del comprensivo Querini. Io credo che l'impegno dell'amministrazione sia sempre e comunque quello di realizzare luoghi che rispondono all'esigenza di un tipo di utenza per noi straordinaria e prioritaria, che sono i bambini.